Beh, un applauso a queste donne, sono tante, si vedono, eccole qua. Guardate qui, guardatemi! Direi eccezionale avere 6.000 partecipanti, vale quanto la maratona di New York, è la nostra maratona e cresce anno dopo anno, direi che è la dimostrazione che volontariato, amministrazione comunale ci hanno visto giusto, quindi il mio ringraziamento a tutte le volontarie e a tutti coloro che hanno lavorato. Un grande messaggio di solidarietà, stanno ancora arrivando, è infinita questo arrivo, è una colorazione di rosa del nostro paese che ci rende entusiasti e ci carica per il prossimo anno. Sicuramente questa amministrazione può ancora crescere di molto. La mia soddisfazione è di vedere quanta solidarietà c'è tra le donne. Non mi aspettavo proprio questi numeri incredibili e pensavo neanche di arrivare a 4.000, 5.000 e abbiamo dovuto anche chiudere l'iscrizione a 6.000 donne. Si vede che proprio le donne quando fanno le cose insieme sono fortissime. Primo non le ho mai viste tutte insieme così tante donne, ma penso che nessuno in Italia le abbia mai viste perché abbiamo fatto una ricerca su internet e nessuna manifestazione ha messo insieme mai 6.000 e più donne come noi oggi qui a San Vendemiano, quindi la soddisfazione è anche questa. Ma oltre a questo è vedere tanta luce negli occhi di queste donne che hanno fatto questa manifestazione e vi hanno partecipato con tanta passione. Non solo per la corsa, non solo per stare insieme, ma soprattutto per beneficenza. Poi il sole ci ha baciato proprio alla partenza alle ore 10 è uscito, quindi meglio di così. È meraviglioso, una giornata così, anche il tempo ci ha aiutati, perché è una giornata importante. Stare insieme per dare delle risposte a chi si trova in difficoltà è la più bella cosa che si possa fare nel territorio. E ringrazio soprattutto gli organizzatori di questa giornata. Meravigliosa semplicemente, e da qui nasce sempre storie nuove e spero di portarle a termine entro l'anno.